Avevo 14 anni, era il 1970. Mio padre ha avuto il primo contatto con il metallo e quindi l'ha trasmesso a me già in quegli anni, aprendo un'attività proprio di commercio d'oro. Franco Padovan è un imprenditore che si è messo al servizio di quanti hanno bisogno di un professionista in questo settore, cioè l'oro. È un settore molto particolare, molto delicato, molto, difficile da gestire per certi aspetti. Quello che mi piace di questo lavoro è il contatto che ho con la gente. Mi piace istruire le persone che vengono da me, mi piace fare chiarezza, mi piace proprio aiutare anche la gente a capire questo mercato che è molto complesso e molto difficile. Nella vita si evolve, quando una cosa vedi che non va come dovrebbe andare, allora ti adoperi a cambiare. Ed ecco che è arrivato il momento che invece di vendere i gioielli ai clienti adesso li compro. Quindi ho fatto un'inversione di rotta. Ho voluto rinnovare la mia vita creando qualcosa di completamente diverso, all'opposto di quello che facevo prima. Nei miei negozi compro tutto ciò che è il metallo, che riguarda il metallo prezioso, quindi oro e argento. L'oro sotto forma di tutti i carati che noi conosciamo sul mercato, quindi il 9 carati, il 14 carati, il 18 carati, il 22 carati, il 22 caratteristico delle monete, tutto l'oro monetato, e chiaramente il 24 carati che sono i lingotti, lastre o comunque pepite. Poi c'è anche l'argento sotto forma di vassoi, piatti, vasellame, bigiotteria, tutto quello che è argento, anche l'argento monetato, che il titolo va dall'800 al 925. Io la prima cosa che faccio, analizzo la qualità del metallo, cioè il titolo in carati, espresso in carati, attraverso i marchi che ogni oggetto per legge deve portare. Una volta individuata la caratura, passo a pesare l'oggetto. Una volta pesato, facendo un parametro con il fixing del momento, pago l'oggetto in base al peso e alla caratura che questo ha. Tutto l'oro e l'argento che compriamo nei nostri negozi non viene considerato come pegno, ma il cliente che lo vende lo ha ceduto definitivamente. Da non confondersi come in Monte dei Pegni, i soldi che il cliente percepisce dopo aver venduto un oggetto d'oro, oltre a non essere soggetto all'IVA, non è dichiarabile. Può tranquillamente non dichiararli. Tutti i clienti che vengono nel nostro negozio a vendere il loro metallo devono per legge essere censiti in appositi registri che noi abbiamo, quindi l'anonimato non è possibile al 100%, però va da sé che i dati che noi raccogliamo sono dati salienti e sono dati rigorosamente segreti, che non vengono divulgati in nessun luogo. Solo gli inquirenti, in caso di indagini per qualche loro motivo, hanno la facoltà di visionare questi registri. Sappiamo bene che a fronte di una crisi ciò che perde è il valore della moneta, mentre quello che sale è il valore dell'oro. E questo è da sempre, non è da oggi, è sempre stato così. Ecco perché investire in oro. Acquistare un lingotto d'oro o diversi lingotti d'oro non è difficile. Per acquistare basta avere un documento in corso di validità, recarsi nella nostra filiale e decidere quanto oro acquistare. Chiaramente si stabilisce il prezzo prima, il cliente mi chiede: voglio un chilo d'oro, quanto me lo fai pagare oggi? Io guardo il fixing, in base al fixing del momento stabiliamo il prezzo. Se al cliente sta bene
ok, la transazione viene effettuata. Dove metterlo, dove nasconderlo, dove posizionarlo? Quella è a discrezione di chi acquista l'oro. Ci sono diversi modi. Uno dei modi più correnti è affittare una cassetta di sicurezza in banca, 70-100 euro all'anno. Oppure c'è chi lo mette a casa, lo nasconde in casa. Certamente sconsiglio in maniera assoluta non metterlo nella cassaforte di casa e metterlo comunque in un posto dove non si va a vedere, dove non si va mai a toccarlo. Oppure, se vogliamo, quello che io suggerisco, chi ha un giardino fa un bel buco nel giardino e lo sotterra. Con l'oro non hai un pezzo di carta in mano, ma hai veramente il metallo, cioè l'oro fisico. Tu investi un capitale, compri l'oro, te lo porti a casa il tuo oro, cioè lo tocchi con mano. Vendere lingotti da investimento non è per tutti. A questo punto entriamo in campo noi, professionisti, operatori professionali in oro, e siamo abilitati dalla Banca d'Italia. In Italia, tutto sommato, oggi siamo 320 operatori professionali in oro. Per esempio, nella regione Friuli Venezia Giulia, operatori professionali in oro, se non ci sono stati altri inserimenti negli ultimi tempi, siamo in 2. Sono io di Pordenone e un collega di Trieste. Da poco tempo è nato sul territorio l'Associazione Nazionale Operatori Professionali in Oro, ANOPO. Il mercato dell'oro viene stabilito dalla borsa di Londra, la Bullion Value. L'oro che io vendo e che tutti gli operatori vendono sono marchiati regolarmente con il titolo 999,9 che corrisponde al 24 carati, in più il marchio della fabbrica e della fonderia che ha prodotto quel lingotto. Chi di noi nella propria storia, nella propria vita, non ha mai sentito parlare di oro come un oggetto ambito, come un oggetto sicuro, come un buon investimento? La storia ce lo dice. Non occorrono molte parole. Ho delle idee in cantiere molto interessanti che riguardano sempre il settore dell'oro e sono aprire filiali a Livorno, Udine e Treviso e inoltre spero prossimo anno di riuscire ad aprire il primo negozio vintage, cioè gioielli e argenti e orologi usati però chiaramente di un livello superiore, a prezzi veramente molto molto vantaggiosi. A chi mi chiede di definire il mio lavoro, io cosa posso dire? Competenza, professionalità e riservatezza.